99 anni, Nettuno raduna le sirene alle porte della Serenissima. Queste, arrivando dai 4 poli della terra e rilasciando squame di polvere d'oro, permettevano alle maestose porte di aprirsi. Billy, pensa che fortuna succede ogni 999 anni. E noi non potevamo mancare. E pensa che fortuna solo uno di noi due sa nuotare. Cioè, io. E pensa che fortuna sarai proprio tu ad affrontare le insidie del mare. Zitto e lega questa cima al braccio. Questo braccio qui? Beh, certo, l'altro ce l'hai sempre in tasca. Al mio 3. Forza Billy! Mentre Billy era già sott'acqua nel regno di Nettuno, Facciamo attenzione, un umano sta fluttuando verso il nostro regno. Se ci vedesse, sarebbe la fine per tutte noi. non vi preoccupate, ci penso io. Ecco la solita smorfiosetta. Capitano, vedo la porta là in fondo. Oh oh. Sogno o son desta? Cosa ti porta qui, mio bel marinaio? Il capitano mi ha detto tuffati e io mi sono tuffato. Non ho mai visto dei muscoli così possenti. Davvero? Io non ho mai visto una creatura così meravigliosa come te. Se sono meravigliosa come dici, faresti qualsiasi cosa per me? Ma certo. Allora dovrai compiere per me 3 imprese. Agli ordini, mia bella fanciulla. Sali sulla tua nave e portami la bandiera dei pirati. Eccola. Ed ora portami un oggetto di cui non puoi proprio privarti. Eccola. Approfitta del sonno del tuo capitano per portarlo qua giù insieme a noi. Cosa fai, Billy? Non so nuotare! Affogheremo tutti e due! Me l'ha chiesto lei. È così bella. Seguimi, mio bel marinaio. Billy, svegliati! Con lei, capitano. Andiamo con lei. Billy, chiudi quella bocca da tricheco! Cosa? Chiudi quella bocca da tripico. Capitano, e cosa ci fa lei qui? Nuota, brutto merluzzo di mare, o moriremo tutti e due affogati! Non andartene, mio bel marinaio. Kid fece appena in tempo ad ammainare le vele che dal profondo oceano Nettuno. Per questa volta avrò pietà di voi, luridi pirati. Ma state lontani da qui! E anche questa volta, niente tesoro! Beh, capitano, ci possiamo riprovare tra 999 anni. Billy, chiudi quella bocca da tricheco!